La procura di Caltanissetta sta indagando su un episodio risalente al 19 aprile scorso, un inseguimento in autostrada che ha riguardato l'auto blindata del procuratore della Repubblica di Trapani Marcello Viola, tallonata per 40 km circa. La presenza dell'auto misteriosa, un Audi grigia dai vetri oscurati, è stata notata sulla A29 tra gli svincoli di Alcamo e Segeste. L'inseguimento è durato fino al capoluogo. Viola da Palermo stava andando a Trapani e la blindata su cui viaggiava assieme ai due uomini della tutela è stata agganciata per alcuni minuti a una velocità che ha raggiunto anche i 200 km orari. I due carabinieri che erano a bordo con Viola, ex PM della direzione distrettuale antimafia di Palermo, hanno preso il numero di targa e sono in corso le verifiche che finora hanno dato esito negativo, nel senso che ai numeri rilevati non corrisponde il tipo di autovettura. Nella concitazione del momento i militari potrebbero essere stati imprecisi, ma si sospetta anche che sull'automobile inseguitrice potesse essere stata applicata una targa falsa. La tutela di Viola non ha fatto in tempo a chiamare soccorsi né a far levare in volo un elicottero per poi seguire l'Audi che all'uscita di Trapani ha fatto perdere le proprie tracce. L'episodio è avvenuto il giorno prima di un'udienza prevista alla sezione misure di prevenzione del Tribunale di Trapani, alla quale lo stesso Viola e i suoi sostituti hanno chiesto il sequestro e la confisca del patrimonio dell'imprenditore Carmelo Patti, patron della Valtour, valutato 5 miliardi di euro. Al magistrato, che ha inviato una relazione di servizio alla direzione distrettuale antimafia di Palermo, poi girata per competenza al PM di Caltanissetta, è stata raddoppiata la tutela e ora è passato alla scorta con un'altra blindata al seguito. Il clima in cui Marcello Viola lavora a Trapani, dove si è insediato nel dicembre scorso, è molto pesante. La procura, prima diretta da Giacomo Bodero Maccabeo, non aveva il capo da un anno per il trasferimento del magistrato lombardo. Negli ultimi mesi sono arrivati una serie di esposti anonimi minacciosi e altri che danno informazioni su presunte notizie di reato.